Buonasera a tutti ragazzi, stavolta parleremo di una chiavetta USB trovata da un tedesco, quindi diciamo il nome non lo diciamo giustamente per privacy, diciamo che abita a Berlino in Germania, quindi ha trovato questa chiavetta diciamo per terra e l'ha portata a casa, quindi fin qui nulla di strano ragazzi, quindi trova una chiave USB, la prende, la mette, diciamo, nella tasca e va. In effetti, quando è andata a metterla nel computer, ragazzi, ha trovato in effetti qualche cosa di molto vecchio. Quindi addirittura, ragazzi, cose che risalevano a tanto tempo fa, addirittura quando è stato diciamo inviato io Voyager la prima, cioè la prima sonda spaziale della Voyager, quindi in effetti in questa chiavetta ragazzi ci stavano davvero file, diciamo un po', ciao avvocatella, file segreti in effetti, quindi questo è andato per aprire, ha trovato file davvero pazzeschi, quindi video, foto, diciamo che lui non aveva mai visto nulla di simili, diciamo un po' una cosa diciamo assurda. Quindi pensiamo che il Voyager 1 è stato mandato nel 1977, quindi molti anni fa, ragazzi, quindi le sonde dovevano studiare i pianeti più distanti del Sistema Solare. In effetti in questa chiavetta, ragazzi, ci sono pianeti ma non lo so, avvocatello, in effetti lui l'ha trovata, non è che se l'ha cercata, in effetti lui ha trovato questa chiavetta e ha trovato, che ne so, i UFO, black, sai, i black, quelli là che arrivano, i black men, gli uomini neri, poi sono state figure, diciamo, aliene, comunque ci sta davvero un po' di tutto, ragazzi, quindi ci sta una figura aliena con un abito come una tonaca, quindi in effetti non è che secondo me non rischia nulla, in effetti l'ha trovata questa chiavetta, quindi non è che rischia. In effetti diranno sicuramente che è un falso, quindi sbugiarderanno la cosa e quindi la persona non avrà nulla da dire, quindi penseranno tutti quanti che quest'uomo sia un bugiardo, che chissà l'ha fatta lui, tutte queste cose qua e quindi la notizia passerà sicuramente inosservata, quindi sicuramente mentiranno la cosa e buonanotte, subito faranno. Però questa chiavetta contiene vecchie registrazioni che con tutta la buona volontà e con tutta la tecnologia di oggi non possiamo fare, quindi dopo questo video metterò il link dove vi faccio vedere dove ho trovato questa notizia in effetti, quindi questa diciamo USB hanno fatto un video, un altro youtubers come me, è in inglese ragazzi, però basta che guardate le figure, quindi non è che bisogna capire che cosa, basta che guardate che cosa ci sta dentro questa chiavetta e basta, sono immagini, video, quindi lo ha fatto un altro youtubers, diciamo, lui è americano e quindi vi farò vedere che ci stanno delle foto veramente assurde, quindi ciao incoronata, buonasera. Quindi diciamo che sono una chiavetta un po' strana, quindi come ti ho detto avvocatella sicuramente diranno che l'ha fatta lui. Guarda, io pensavo che eri tu che non commentavi, io non pensavo che eri bloccata, la verità, l'ho detto pure avvocatella, pensavo che guardavi e non commentavi. Ma ormai a pensiero diciamo che eri bloccato. In effetti quando qua capita il casino, blocca uno, blocca un'altra con gli account falsi che capitano, può capitare alla fine, perché io, hai visto, no? Ultimamente tutti i nomi uguali, non si capiva nulla, quindi se me l'avessi detto prima ti avrei sbloccata prima, quindi alla fine certe volte pure io ma non lo sapevo, guarda, io ho detto pure avvocatello, ho detto avvocatello, forse guarda e non commenta per evitare di bisticciare o fare queste cose qua.
Quindi, ma sicuramente ti avrò bloccato quando è uscito il nome falso tuo, sicuramente, ma non per altro. Perché alla fine perché dovevo bloccarti? Perché se sai quanti incoronata dalla terra ci ho bloccati che non sai, io per sbloccarti adesso. No, Astro. No, no, ma non l'avevo bloccata, no, no, ce ne stanno 7-8 di incoronata dalla terra, quindi non sapevo quale bloccare, quindi secondo me nella confusione, mo adesso ho dovuto andare, sono dovuto andare sul canale di Elena, trovare la vera, diciamo, incoronata. Sì, sì, l'ho fatta già, Astro, questa qua di Venezia. Sì, l'ho fatto ieri questo video, Astro, grazie. Già l'ho fatto il video di Venezia, Astro. L'ho fatto già ieri, il fatto che. Sì, ma non t'avevo bloccato, capisci? Non ha. Io avevo bloccato tutti gli account suoi, tutti a tuo nome poi. Pure Avvocatella, Avvocatella adesso se io vado a vedere sulle persone bloccate ce ne ho 7-8 di Avvocatella. Quindi con la foto di Avvocatella e tutte. Cioè ci stanno un sacco di doppioni vostri esagerati. Quindi quando vado a sbloccare. Sì, sì, l'ho fatto, Astro, guarda, l'ho fatto ieri proprio il fatto di Venezia che è stato 1,87 m l'acqua e l'ho fatto il video, forse l'hai saltato, non lo so, ma l'ho fatto comunque e l'ho fatto in diretta, quindi diciamo non ho fatto, diciamo, l'ho fatto registrato, l'ho fatto in live, diciamo. La maggior parte, tu lo sai, faccio solo dirette, quindi ciao Amelia, buonasera. Quindi ragazzi su questa pennetta USB ci sta tutta diciamo una serie di file nascosti diciamo perlomeno di origini aliene, quindi figure, pianeti, la discesa della Voyager, diciamo ci sta un po' di tutto, quindi alla fine non so come questa pennetta è stata buttata per terra e questo signore l'ha trovato, quindi ci sono misteriose figure aliene non identificate. Diciamo vero o falso che siano, gli esperti comunque stanno analizzando le fotografie che secondo diciamo le ultime opinioni non risultano ragazzi bravo ingaronà pure io non risultano ritoccate o comunque sono rifatte da creazioni oppure da diciamo applicazioni che si usano oggi per ritoccare foto, video, quindi almeno per il momento sembrano originali. Pure io incoronato, io sono 1,67 sarei affogato pure io, guarda, 1,87 stava giusto a 20 centimetri da sopra a me l'acqua. Fortunatamente so nuotare, quindi ma non sarei annegato, fortunatamente. A Venezia, secondo me, hai la avvocatella galleggia. Ma pure io, con la pancia che ho, avvocato pure io galleggio, non ti preoccupare. Quindi diciamo che il caffè lì lo servono sull'acqua, quindi camminano col piattino e te lo servono sull'onda proprio, secondo me. Guarda, io non so come fanno questi a vivere a Venezia, ma a parte gli scherzi, sarà una bella città. Posteriore, cioè. E vuoi a parcheggiare, avvocato, posteriore? No, io invece ho l'anteriore, guarda. Vieni posteriore, no, io ho proprio anteriore proprio. Guarda, no, io quello sempre dico, se non avere la pancia starei perfetto, guarda, però ce l'ho la pancia, quindi non sto perfetto. Quindi se toglierei una ventina di chili dalla pancia starei proprio buono. Sì, sì, sono bignè più o meno, brava. Ma ci non mi. Ci non bignè forse. Vabbè ragazzi, ma guardate, io sinceramente faccio un sali e scendi che è una cosa esagerata. A volte perdo 20 kg, a volte li rimetto. Pure mio fratello Enzo ultimamente era ingrassato molto, adesso è dimagrito 20 kg. Quindi facciamo qui sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi. Quindi facciamo, allora facciamo 110 90, 110 90, 110 90. Ci manteniamo, dai però. No, ma sai che fai? È come me, perde i chili e poi li ripetiamo un'altra volta. Ancora no, questo è il problema.
Io pure io sono capace di perderli, ma poi da 4, 5, 6 mesi io li rimetterò un'altra volta, quello è il guaio. E stai un mese a digiunare, 2 mesi a digiunare, 3 mesi, 4 mesi, poi alla fine ti scocci. Alla fine non può. Allora, una sola volta in corona ho perso 40 kg. Ero convinto, guarda, che non ingrassavo più. Mi ero messo in testa che se andavi sotto peso, tu come dicono tutti, non si mette più peso. Ma non è vero. Io sono sceso al di sotto del mio peso. Ero diventato magrissimo, ti giuro. Mi ha fatto la fame, sì, in corona, sì. Però ho fatto un anno, ho fatto proprio la fame. Sono andato al di sotto del peso, in base all'altezza. In corona, io l'ho messo tutti quanti 40 kg un'altra volta. Non è vero, a me tutti quanti dicevano che se vai al di sotto del peso dell'altezza, che vai sotto peso, dopo non ingrassi. Ma non è vero, ragazzi, io sono ingrassato un'altra volta uguale. Cioè, ho fatto un anno di sacrifici, poi ero convintissimo di non ingrassare più. E invece no, ragazzi, sono ingrassato. Pensa che io volevo andare a fare la visita, ho fatto la visita, ragazzi, come si chiama? La visita quella della laparoscopia, cioè fare 4 buchi nello stomaco e diciamo, come si chiama? Dimezzare il fatto dello stomaco, non so come si chiama sta cosa, comunque poi si dimagrisce proprio rapidamente poi. Quindi diciamo che ti fanno il bypass gastrico, ecco, l'ho trovata la parola giusta. E qui a Salerno lo fanno il bypass gastrico, però ci vogliono 500 euro, ma a parte i soldi, ragazzi, ci vogliono anche le condizioni per fartelo, quindi a me non l'hanno voluto fare, capisci? Cioè devi avere anche delle patologie per farti fare questo bypass gastrico, non è che cacci 500 euro. Lo so, in corona cacci 500 euro e ti fanno l'operazione, no? In effetti a me hanno detto, guarda, tu c'hai l'ossatura doppia, quindi tu basta che perdi 20 kg stai bene, perché hai proprio l'ossatura proprio doppia, dice. Quindi dimentica che tu diventerai magro, quindi non diventerai mai magro, perché se hai le ossa doppie non ci puoi fare nulla, se hai le spalle larghe non ci puoi fare nulla. Quindi hanno detto di no automaticamente, quindi ha detto tu 20 kg ti puoi perdere tranquillamente, perché se perdi 20 kg stai bene. No, guarda, qua ultimamente davvero qui a sud tutti quanti stanno ricorrendo a questa cosa bypass gastrico, così si chiama, eh. Ciao Domitilla, quindi tutti quanti a fare sti 5 buchi sulla pancia e la fanno in laparoscopia, quindi non è il problema dei 500 euro, il problema è che dopo si può pure morire, ragazzi. Mo' è come viene, è capace che a 10 persone va bene, ma uno va male, quindi qualcuno c'è pure rimasto facendo sta cosa. Pure a Salerno nell'ultimo anno qualcuno c'è rimasto facendo sta cosa che voleva fare la dieta, si è fatto sta cosa e è andata male, quindi è meglio stare così, non diamo per zammare la salute. Come si dice, è meglio, sì, è meglio morire con la pancia piena, non dar retta, va. No, personalmente a me non mi importa proprio, quindi faccio sali, scendi, non me ne importa proprio di se uno dice ma uno è così, ma uno è così, non me ne importa proprio, quindi a me come ho sempre detto piace mangiare, quindi non me ne importa proprio. Come dico sempre io non devo dare conto a nessuno, quindi come si dice a Napoli è bello un magna, quindi come dice invece Avvocatella va a sfugliatella, Avvocatella, la fissazione in capo tiene di sfugliatella. No, io scendo di peso, però il problema è che subito poi dopo 3-4 mesi li rimetto, scendo e salgo, faccio le scale, però una volta saliamo, una volta scendiamo, non fa nulla. No, ma guarda, come dirla, a livello di salute, ringraziando Dio, nonostante io sia bello cicciottello,
sto bene. Il problema è che vorrei essere più magro, quello è il problema, non è per la salute sto bene. Il problema è che vorrei essere più magro, però è difficile, tutti quanti a dire la dieta è facile, sì, ma la dieta è facile a chi non piace mangiare, cioè a chi non è amante del mangiare. Cioè qua noi mangiamo proprio per passione, non perché dobbiamo mangiare. C'è gente che mangia perché deve mangiare, invece qua si mangia proprio perché a noi ci piace. Cioè noi qua, specialmente a sud poi, qua non è che noi mangiamo a Natale, Pasqua, noi ci scassiamo, è diverso. Cioè quello che noi mangiamo qua a Pasqua, semmai che ne so, a Milano dove sono abituati a mangiare risotto, queste cose qua, se lo mangiano in un anno, quello che noi mangiamo la settimana di Pasqua, la settimana di Natale qua. E lo so perché mia zia è di Milano, la moglie di mio zio è di Milano, quindi è milanese milanese. E mi ricordo che quando andavamo da zio a trovarlo a Milano, ti posso assicurare che la zia ogni volta ci faceva trovare risotto alla milanese, cotoletta alla milanese, brodino, fetta di carne. E io dicevo, papà, ma stiamo ospitando o stiamo andando sì? No, io rincorona quando andavo da zia ero preoccupato. Diceva, papà, ma stiamo ospitando? Perché loro hanno un altro carattere, non è perché mangiano di meno, mangiano più pulito, è proprio così, è la cultura loro, è così. Già se vai in Emilia Romagna, ragazzi, sono come noi, là ci tengono proprio a mangiare. Più scendi e più è peggio, vai in Sicilia è peggio ancora, diciamo in Sicilia tra dolci e roba salata è un casino proprio, quindi tra cannoli siciliane, pasta di mandorla, pasta marturano, ma c'è di tutto in Sicilia, quindi in Calabria la stessa cosa, in Puglia, sì, le cassate siciliane, sì, ma già se vai in Puglia le bombette pugliesi, ma ci stanno un sacco di cose, ragazzi, ma davvero. Poi io sto a Salerno, tra Napoli, diciamo, e tutte queste regioni, no? Allora sto in mezzo. Sì, cannoli ricotta, beh, ma a me quando andavo in fiera, guarda, mandavano, diciamo, le cialde dei cannoli fresche con, diciamo, l'impasto fatto appena fresco, diciamo, da riempire. Ma è una cosa spettacolare, ragazzi. Sì, sì, no, a noi quando lo riempiva il cannolo poi metteva da un lato metteva le gocce di cioccolato, da un lato metteva i canditi, la scorzetta come la chiamiamo noi, quindi pure io li preparavo, in effetti arrivano le cialde e con la pellettina quella tipo a muratore le devi riempire e poi ci stanno dei secchi, delle vaschette di plastica dove ci stanno le gocce, i canditi e tu appoggi il cannolo dentro lì e diciamo li prepari e li metti nel bancone. Invece le cassatine, ragazzi, arrivano sempre congelate, quindi li cacciano poi dal congelatore, quindi non vi fissate che sono fresche perché sono fresche e escono diciamo, dalla cella e le mettono, devono stare 2 ore fuori dalla cella, però sono freschissime, ragazzi, perché sono andate in questa fabbrica dove li fa, come li fanno, così le congelano, quindi mettono nei cartoni e congelano. Code di Aragosta, avvocate, ma siamo tu pesante. Allora, quando mi dite ci è venuto fame. Vabbè, meno male che non è arrivata Francesca, non ci sta, se no era un casino qua. No, le sfogliatelle, vabbè, le sfogliatelle qua è una cosa tradizionale qua da noi, quindi la sfogliatella non è, diciamo, la trovo facilmente qua, come pure i babà, diciamo, il babà con la crema, tutti i babà piccolini, poi qua ci sta la pasticceria Babà Bella Napoli, ci sta la Bella Napoli qua, avvocate in Corona che fa babà di tutte le razze, davvero di tutti i gusti, quindi da pistacchio, come volete ragazzi, crema a tutti i gusti, pistacchio, Kinder Bueno, Kinder Nocciola, Kinderone, tiramisù, no no, i babà piccolini, capì? I babà ma non grandi, quelli là piccolini, tutti ripieni di vari gusti, quindi crema a pistacchio, crema... diciamo questa è una pasticceria, si chiama La Bella Napoli.
Sì, sì, sono tutti minion, tutti babà piccolini minion, però questa pasticceria fa solo questo, capisci? Fa solo babà di tutti i gusti, li puoi trovare a Kinder Bueno, a Bacio, ma tutto quello che volete, ragazzi. Pensate a tutto quello che esiste di cioccolato, così lo fanno. Ciao Nicolas. Quindi diciamo che è una pasticceria che qua va molto perché la domenica e un uomo ha trovato una pennetta USB Nicolas e ci stanno dei file, diciamo, sospetti, diciamo di natura aliena. Secondo me qualcuno molto importante, diciamo, molto importante l'avrà persa e quest'uomo l'ha trovata. Quindi ci sono tante, tante cose belle dentro che dopo metterò sotto al video questo video che fa vedere cosa c'è dentro questa pennetta USB che ha trovato quest'uomo. E poi stavamo parlando, come al solito, finiamo col mangiare, quindi i miei video finiscono sempre col mangiare. Vabbè, è incoronato, allora compriamo il babà, quello là grandissimo, tutta crema pasticcera dentro con tutte le fragole sopra e poi con contorno di babà piccolini. No, no, UFO no, non li sto vedendo più. Il room, vabbè, il room è fa conto che già ci sta, quindi è obbligatorio. Qua il room nel babà è obbligatorio, non è che lo devi cercare alla pasticceria, lo mettono già in automatico, ancora non qua. Quindi a meno che non ti piace il room lo devi dire perché sennò qua parte in automatico, quindi devi dire no senza room perché non mi piace. Ma se no, se non glielo dici, te mettono automatica, quindi abbondante rum. E diciamo questa pasticceria va molto. Invece Avvocatella fa sfogliatelle, come a mille sfoglie Avvocatella. Te una fissazione e si ha mille sfoglie. No, no, non mischiato l'acqua, solo rum, sì, sì. Ma no, 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 qua lo fanno bene. Avvocatella invece te una passione che ma a mille sfoglie. No, la mille sfoglie pure mi piace, al finale, non è male. Con la crema chantilly oppure crema pasticcera, con le ciliegie, quelle là marene, si può fare cim. Però Avvocatella ha una fissazione, ogni volta che mangia dice il dolce è fissato, e dopo mangiare... Sì, sì, incoronato ogni volta che mangia si deve... Cioè, ogni volta che il dolce... Cioè, pure io lo mangio, sì, sì, già vedi, con le amarene. La Sacher pure è buona, sì, la Monte Blanc, sì, sì, pure... Sì, sì, c'ha le fisse, sì. Lei, dopo, tutti quanti noi diciamo cosa ci abbiamo mangiato e puntualmente Avvocatelli in ogni video termina, ma come dolce cosa vi siete mangiate? Quindi supponiamo che Avvocatella dopo mangiato si mangi il dolce, o perlomeno pensiamo così, perché puntualmente ci fa la domanda, ma il dolce non l'avete mangiato? Non è una fissazione, ancora no. Io dolce. Cornetta a cocca. È come... Sì, sì, è come i drogati. Si deve fare... si deve drogare col dolce al finale. Ma non lo so se sa fare i dolci. Avvocato, se la fai i dolci. No, allora, Incoronata mi ha mandato un film del 1919 minimo. Questi sono i film di paura che mi manda. Sì, sì, dolce è per la digestione. Jasmine, stiamo parlando prima, 55, getto buono. Stavamo parlando di una pennetta che hanno trovato di un uomo, diciamo in Germania, dove ci stanno dei file di UFO e cose risalenti alla Voyager, quindi... No, ma mi manda dei film proprio vecchi, ancora no, la Tarantola, La Mosca, film che pure il mio nipote di 4 anni se li vede tranquillamente. Quando invece gli mando io il video veramente quello che fa paura, dice no, dice Giuseppe, ultimamente gli ho mandato Tenun, quello della monaca, ma
Sì, però è vecchio, ancora no, dai. Io ho mandato Tenun a lei, non l'ha voluto guardare. Poi mi manda la mosca. Che dobbiamo fare con la mosca? È un film datatissimo. Devi partire dall'esorcista, l'esorcista alla Genesi, via, Giuseppe, via. Così scrivi, ancora Giuseppe. Tenun, Incorna, bellissimo film. Incarnate ha detto che non era buono, Incarnate. Quindi ha detto che devo trovare un film di paura vero. The Omen. Il presagio, vabbè, già se l'ha visto, credo, quindi non è possibile. L'esorcista all'eretico, semmai, avvocate ti posso mandare. Se vuoi ti mando il link adatto. Non ti piace, no, no, vedi, hai visto? Tenun va bene? In Corona, guardalo, Tenun, ma è bello, in un convento, in una, diciamo, è la storia in un monastero, in un'abbazia, dove, diciamo, due suore, sì, sono due suore che, no, in Coronata gli ho detto così, no, tu stanotte, a mezzanotte, chiudi la porta, ha detto, in Corona, accendi le candele davanti allo specchio, accendi la televisione e metti il film Tenun. Quindi sì, sì, l'ho visto, Nicolas. Jasmine, però è una bella avventura. Tu ti immagini la faccia di avvocatella se fa una cosa così? Due, tre candele, perché tre è la perfezione, avvocatè. Tre candele davanti allo specchio, accendi, accendi la TV a mezzanotte, accendi, metti play, te lo mando io il link se non ce l'hai te non, quindi te lo posso mandare in streaming, te lo mando su WhatsApp. No, no, deve guardare il film, non deve fare nessuna invocazione, è solo per deve solo guardare il film, quindi però giustamente l'atmosfera è un po' tenebra, quindi non deve fare nulla, deve guardare solo il film. A mezzanotte, sì, perché dalla mezzanotte in poi, sa, è più non romantico in effetti, è più tenebro. Si dice che dalla mezzanotte in poi, diciamo, il mondo dei vivi è più vicino a quello dei morti, quindi io gli avevo consigliato alla controora alle 3:15 e alle 3:30, però è troppo tardi per lei. Ma appunto, no, dai, dare da far vedere solo sangue, niente di più. Alla fine non è che fa paura paura, fa solo stragi da reagente. E quindi ancora no, non mi vuole stare a sentire. Ho detto alle 3:15, bravo, quella controora, quando diciamo, come si dice qua a sud, il regno dei vivi è molto più vicino a quello dei morti, come dicono, perlomeno è così che dicono, mia nonna lo diceva, la bisnonna lo diceva, è così ragazzi, mo non lo so perché dicono che sia così. E come facciamo a capire chi è la clonatrice, mo? Suspense, ragazzi, ecco qua, è arrivato. Sì, ma è una cosa del sud che mia nonna lo diceva, la mia bisnonna pure, quindi penso che un po' di verità ci sia, poi non lo so, eh. Comunque è una cosa che qua viene detta molto dalle persone anziane, quindi non credo che è una cosa, diciamo che chi è arrivata alla copiona sul canale, però non riesco a distinguere qual è l'originale dalla falsa. Quindi è un casino perché mi dice guarda gli scarabocchi, però io non riesco a distinguere quale. Quindi è un casino proprio perché sono due figure uguali. Cioè io da qui vedo piccolo proprio, cioè vedo solo Ale SND eppure l'altra uguale Ale SND. In effetti ce ne stanno due con lo stesso nome. Sempre la famosa signora che si iscrive con il nome di tutti quanti voi. Solo che stavolta è entrato con l'account Ale SND. Buonasera signora, tutto bene?
Come va? Lo so, avvocato, ma io non riesco a vederla da qua, capisci quanti iscritti c'ha, mo? Il problema è che non riesco ora, se non termino il video, a capire chi ha 3 iscritti e chi no. Poi quando uscirò da qui lei già avrà cancellato tutto, capisci? Quindi devo beccarla qui. Tutto a posto? Come stai? Stai bene mentalmente o stai fusa? No, voglio vedere se risponde, capisci? Voglio proprio provocarla in modo normale per vedere se mi risponde. Adesso non mi lasci un bel messaggio, dai. Un bel messaggino, non lo vuoi rimanere stasera, dai, facciamolo vedere a tutti quanti, no? Un bel messaggino di pace come fai sempre. Ciao Alessandro, tutto bene? Allora Alessa, come sta da te? Sta piovendo oppure no, Alessa? Non si vede, non si sente, ragazzi, sta in incognito. Stiamo in incognito sul canale qua. Lo so, incoronata, non capisci nulla perché è entrata con un nome, capì? Con un altro nome, sta spiando quello che diciamo e non dice nulla. No, no, ragazzi, non pensatela proprio, quindi lasciamo stare. Piove ancora, quindi vabbè. E Alessandro, secondo te chi è che sul canale ogni sera ci accompagna con le sue frasi belle e romantiche? È facile, no? La nostra cara amica. Solo che stasera non ci ha dedicato nessuna poesia, fortunatamente. Mamma mia, è un casino. Sì, Alessandro ti pago, guarda, Alessandro ti pago. Se fai una cosa così ti pago, guarda, quanto vuoi? Se ti vuoi fidanzare con quel signore non c'è problema, ci penso io, quindi ti pago quanto vuoi. Mamma mia, incoronare è sempre così tutte le sere, comunque al finale nel video compare sempre, a volte sclera e quindi... E vabbè, vi conoscete, no? Alessà è normale, pure io non so chi è, quindi tu dici non so chi è. Se per questo neanche io so chi è, quindi vi conoscete, quindi fate amicizia e vedete se andate d'accordo. Quindi diciamo che non è che io la conosco, capito Alessà? Quindi come te la faccio a dire a te se non la conosco neanche io? Ma Voyager in effetti questa qua ha trovato diversi pianeti. Può essere pure, adesso. Quindi Giove, Saturno, Urano e Nettuno. E in questa pennetta ci sono anche questi pianeti che sono stati registrati. Quindi diciamo che è una pennetta un po' particolare, diciamo che è stata trovata in Germania, quindi non sappiamo cosa ci sia dentro. Io l'ho vista già perché dopo comunque metterò il link del video di questa pennetta che, ripeto ragazzi, è in inglese, però voi basta che guardate le immagini che ci sono dentro questa pennetta e vi rendete conto che è proprio tipo un viaggio. È roba che uno ha trovato una pennetta, Alessà,
e ci stanno dei file nascosti dentro, forse dall'FBI, che ne so, forse dalla NASA, ESA, comunque ci sta roba davvero scottante. Non so chi l'abbia persa questa pennetta USB, ma comunque contiene addirittura missioni di Voyager. Sì, sì, secondo me qualcuno l'ha persa, le sa. E quindi questo signore quando l'ha portata a casa si pensava che era una cosa così, dice vabbè, c'ho una pennetta che mi serve, era una pennetta pure di 64 giga e quindi diciamo che era buona, però dentro ci stavano cose diciamo assurde per lui, quindi che ne so, tipo UFO, tipo subito tu, tipo la discesa della Voyager, tutte queste cose diciamo un po' fuori dal normale. Quindi pure in bianco e nero, quindi immagina la faccia di quello quando ha visto sta cosa, ha detto ma che roba è? Quindi non sappiamo personalmente, l'hanno vista questa pennetta, dicono che non è, cioè i video e le foto che stanno dentro non sono ritoccate e diciamo sia attendibilissima. Quindi a finale non si sa, l'hanno rivista pure, diciamo, non risultano ritoccate le fotografie o comunque non sono frutto di creazioni. Quindi diciamo che secondo chi l'ha viste non sono, ci sono anche fotografie di basi lunari e astronavi che volano nello spazio vicino alla Luna e pianeti del Sistema Solare. In alcune fotografie sono visibili misteriose figure aliene non identificate. Vabbè, te la presento, non ti preoccupare. Quindi diciamo che secondo chi ha visto questo filmato, queste foto, questa pennetta, non ci sarebbe nessuna modifica nelle foto, diciamo, in queste cose qua. E si vede che è un cane un po' ingrassato, che ne so. Sarà un cane un po' ingrassatuccio. Vabbè, ragazzi, sì, sì, ho capito. Vi auguro buona serata a tutti ragazzi, adesso è il tempo che elaboro questo video e vi metto diciamo il link della pennetta, quindi guardatelo, non è in italiano però guardate le immagini e filmato, quindi basta guardarlo, cioè, non è che dovete, dovete guardarlo solo, quindi se poi conoscete l'inglese ancora meglio. Buonanotte a tutti, ciao Alessandro, ciao Incoronata, ciao Jasmine, ciao a tutti. Vabbè, mo controllo, vabbè, ciao a tutti ragazzi. Ciao Incoronata, ciao Avvocate, ciao a tutti. Ciao.